Governatore Fedriga, un bilancio del 2021 ancora contrassegnato dalla pandemia, in cui la Regione però ha dato prova di resistenza e anche di ripartenza. Sì, devo ringraziare tutti gli attori della Regione, non è merito di un'amministrazione regionale dove ci auguriamo ovviamente di aver dato il nostro contributo importante, ma di un sistema dall'impresa ai lavoratori al volontario singolo che si è messo a disposizione della nostra comunità. Su questo i dati sono importanti, abbiamo avuto una crescita e una ripresa importante nel 2021, dobbiamo consolidarla e strutturarla per il 2022 e in questa direzione va anche la legge di stabilità che abbiamo votato in aula la scorsa settimana. Risorse straordinarie per il 2022 e un forte investimento sull'innovazione. Sì, innovazione e sviluppo sarà uno degli asset fondamentali che dovrà valere da qui ai prossimi anni. Non a caso circa 100 milioni di euro all'anno mirati alla crescita messi a disposizione, dove non vogliamo semplicemente o solamente potenziare quello che già c'è, che ci auguriamo avvenga, sia ben chiaro, ma anche attrarre nuovi investimenti per creare nuove opportunità di lavoro, anche di elevata qualità, e soprattutto rendere il Friuli-Venezia Giulia al centro di quell'area geografica, al centro-sud Europa, che è fondamentale, possiamo diventare un punto di riferimento veramente importante anche in termini di ricerca e di sviluppo. Avete messo in finanziaria e ne arriveranno altri sul territorio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che ruolo pensate di svolgere come Regione? Ovviamente dipende dall'argomento. Sulla sanità, per esempio, noi stiamo strutturando il piano quando oltretutto sarà definitivo, quando ci stanzieranno definitivamente le risorse, però stiamo facendo un potenziamento enorme, lo ricordavo in conferenza stampa, dal 2013 al 2023 ci saranno circa più di 1,5 miliardi di euro messi a disposizione sul potenziamento del sistema sanitario. La Regione di suo ha messo già moltissime risorse a disposizione e continuerà a metterle perché pensiamo che soprattutto dopo la pandemia la sanità deve rappresentare uno di quegli asset fondamentali non soltanto per la tutela della salute, ma abbiamo visto che una sanità che funziona è anche tutela economica. Una cosa che mi è sembrata interessante tra le ultime che ha detto è stata quella legata agli investimenti in economia e sulla possibilità di attrarre in Regione imprese estere di grandi dimensioni per fare ricerca e sviluppo. Su quello noi abbiamo messo a disposizione su una linea specifica 15 milioni di euro che potranno essere utilizzati se grandi realtà del mondo della ricerca vorranno investire in partnership con la Regione, è spesa corrente, quindi potrà essere utilizzato per pagare il personale, per fare nuovi sviluppi qui in Friuli-Venezia Giulia e quindi ci auguriamo che possa essere maggiormente attrattiva, oltre a quello che già il Friuli-Venezia Giulia è, per attrarre questi investimenti, perché vuol dire favorire la nascita di filiere, vuol dire favorire la nascita di start-up, vuol dire potenziare le realtà presenti già nella nostra Regione.